Stop al surriscaldamento del pianeta. A Grado i volontari del WWF pranzano con i piedi in mare. Il WWF della nostra regione ha messo in atto a Grado oggi una singolare azione dimostrativa, il pranzo in mare. Seduti a tavola tra le onde hanno voluto richiamare l'attenzione sul problema dell'innalzamento del livello delle acque che sta minacciando ampi tratti costieri anche nella nostra regione. Maurizio Mervar. Le tonnellate di alghe portate sulle spiagge di Grado dalla recente mareggiata che ha devastato il litorale sono solo l'ultima testimonianza di quanto il nostro presente ed ancor più il nostro futuro siano condizionati dai cambiamenti climatici e proprio con quelle alghe il WWF ha voluto scrivere sulla spiaggia il numero 350. Questo era il valore del CO2 espresso in parti per milione presente nell'aria negli anni 90 ed è l'obiettivo cui puntare con un'inversione di rotta. Oggi infatti siamo già a quota 390 con trend in crescita. Il surriscaldamento globale prodotto da questa sostanza e da altri inquinanti porta allo scioglimento dei ghiacciai e quindi all'innalzamento del livello delle acque ed ecco dunque che un picnic sulla spiaggia potrà presto trasformarsi in un pranzo in ammollo. 20 sono i centimetri guadagnati dalle acque nel secolo scorso. Intanto qualcuno sostiene che il completo scioglimento del Polo Nord porterebbe vantaggi economici permettendo un collegamento marittimo più breve tra Russia e Stati Uniti, ma non sono certo dello stesso avviso tutte le popolazioni costiere che si troverebbero sotto assedio. Qua vicino a Grado, a Monfalcone, c'è una centrale termoelettrica di proprietà della A2A. Questa società vuole convertire questa centrale a tutto carbone. Questo è un grave danno per l'ambiente perché il carbone è la fonte che emette più anidride carbonica. Bisogna agire uniti tutti quanti per convertire la nostra società e cercare di produrre energia da fonti rinnovabili. E la minaccia delle maree crescenti non tocca soltanto porti e spiagge, ma quest'intera laguna che salvò gli antenati aquileiesi dalla furia cieca delle orde di Attila.